Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Voglio riprendere l'argomento anticipato con la pillola di ieri riguardo l'autoanalisi e l'astrologia, approfondendo la parte relativa all'astrologia. Di autoanalisi infatti ho già parlato qui e là e parlerò più avanti ancora per quanto riguarda la programmazione del subconscio, che è lo step successivo e che fa parte appunto del percorso di correzione e rettificazione. Oggi invece, come ho detto, approfondisco l'argomento astrologico. Esistono più tipologie di indagine astrologica, alcune sono basate sulla posizione dei vari pianeti all'interno del disco celeste, per verificare insomma dove si trovano, in quali case sono collocati i vari dominatori e quali aspetti formino tra loro. Questo a primo acchito dà un'impronta di quella che è la personalità, un pochino cosa c'è da attendersi come predisposizioni e poi si va a sovrapporre generalmente per controllare poi il progresso, insomma, anno dopo anno si fa le rivoluzioni solari o le rivoluzioni lunari e così via. Cioè ci sono varie tipologie di indagini all'interno dell'astrologia, diciamo classica. Per quanto riguarda invece l'astrologia antica, è una forma diversa, diciamo, di analisi e indagine astrologica, poiché a differenza della precedente appena illustrata, nella quale appunto si tiene conto della posizione nelle case dei pianeti, gli aspetti che formano tra di loro, in questo caso invece si osserva il percorso della Luna. È un po' come una rivoluzione lunare, ma in realtà è basata proprio al momento, sulla fotografia al momento della nascita. Cioè quali sono le costellazioni che la Luna attraversa nell'arco della giornata in cui si è nati. Dunque, qual è il percorso, diciamo così, che compiendo compiamo anche noi come persone. Perché dico questo? All'interno dell'ambito simbolico, estrapolando dunque quello che sono nozioni di astrologia, di alchimia ehm, e proprio di simbologia in generale, la luna rappresenta l'elemento femminile, il femminile per eccellenza. Oltre a rappresentare il femminile, rappresenta anche la connessione più forte, più diretta con le proprie emozioni, col proprio vissuto e il sentire personale. Non è un caso se viene definita una persona lunatica proprio perché ha questa predisposizione a cambi anche repentini di umore. Dunque, la Luna, agendo su quelli che sono i liquidi, i fluidi, ehm, può essere ricollegata per il tramite degli insegnamenti alchemici all'aspetto non solo femminile delle memorie, ma anche all'aspetto dell'anima. Cioè, e questo lo insegna anche l'ermetismo, all'interno per esempio dell'organismo, del corpo umano, quello che sono le funzioni muscolari, l'attività vera e propria, il dinamismo proprio della spinta propulsiva dei muscoli è attribuito all'elemento fuoco. Quello che è la struttura scheletrica è attribuito all'elemento terra. All'elemento aria sono le funzioni dei pensieri e dei ragionamenti, collegati, associati appunto all'elemento, e all'elemento acqua tutti i fluidi corporei. E si sa, per quello che riguarda la connessione degli elementi all'interno del corpo, le varie componenti del corpo, che i liquidi rappresentano la casa dell'anima.
Perciò tutti quelli che sono i fluidi corporei sono estremamente importanti proprio perché rispecchiano e raccolgono, diciamo così, le informazioni provenienti dall'anima. Dunque è chiaro che osservare il percorso compiuto dalla Luna nel giorno della propria nascita significa osservare un po' il percorso che avrà la nostra anima nell'arco di questa incarnazione. E dunque, in chiave di correzione, in chiave di addestramento magico, conoscere l'evoluzione che avrà la nostra anima, conoscere i cicli che avranno, che vivremo periodo dopo periodo, generalmente tendono a ripetersi. Conoscere questi cicli in anticipo ci permette di direzionarli e correggerli. Intanto, proprio la presenza di alcune costellazioni, l'assenza di altre, la presenza o l'assenza di alcuni elementi e così via, ci permette di fare già un quadro della partenza, cioè del punto di partenza della nostra anima. Cioè a che punto di evoluzione si trova, se manca qualche, diciamo, qualche competenza, diciamo così, collegata a quelle che sono le esperienze con i vari dominatori e con i vari elementi. Quanto più facciamo nostri gli elementi, tanto più essi diventano poi un bagaglio nostro personale che incarnazione dopo incarnazione ci portiamo dietro. Dunque, osservare quali sono le caratteristiche della nostra personalità in eccesso, quali sono quelle in carenza, osservare quelle che vanno mitigate, cioè i dominatori troppo presenti, i dominatori assenti, ci permette di avere già di primo, già ad avere un primo impatto, una prima fotografia, diciamo così, di quello che è il nostro insieme come personalità, come anche destino, se vogliamo dirlo, poiché dobbiamo sapere che siamo continuamente condizionati dagli influssi astrali, perciò riconoscere ad esempio una predisposizione, una maggiore presenza per esempio di Giove ci farà già comprendere che la nostra vita potrà essere considerata una vita dedicata agli studi, ad esempio gli studi filosofici, religiosi, ma anche la medicina, la giurisprudenza. Sono tutti campi, diciamo, di azione di Giove attraverso appunto il fluido di Sagittario e il fluido di Pesci. Ma questi sono dei piccoli esempi, dunque riuscire a capire qual è il dominatore prevalente, quali sono quelli carenti su cui andare a lavorare, quali sono le caratteristiche associate ad ogni elemento, ad ogni dominatore, anche ad ogni costellazione presente nel nostro quadrato, ci farà capire quali sono ad esempio gli eccessi. Facciamo un esempio, una certa predisposizione magari a mangiare troppo, a riposare male, per restare in tema di pesci quando e di Giove quando è in cattivo aspetto. Questi sono solo alcuni ribarmi, cioè alcuni esempi per potervi far capire come sia possibile vedere moltissime cose tramite un quadrato di nascita e come sia possibile correggere e direzionare il proprio lavoro di evoluzione spirituale anche grazie a queste conoscenze, al fatto di poter collaborare con un lavoro fatto in prima persona di auto-osservazione insieme a un testo nel quale noi andremo a leggere appunto quali sono i punti chiave e quali sono le nostre predisposizioni, quali sono anche i nostri potenziali vissuti che andremo a incontrare o che abbiamo già anche avuto. Come dicevo, infatti, si tratta di cicli a seconda delle costellazioni, del numero di costellazioni attraversate dalla Luna nel giorno, varia anche la lunghezza del ciclo da un giorno all'altro, possono esserci ad esempio persone che hanno un ciclo vitale, diciamo così,
di 6 costellazioni, dunque 6 anni, in 6 anni si compie un ciclo e si riparte da capo. Dunque a questo punto è chiaro che avremo una chiave di lettura non solo delle esperienze che la persona andrà a vivere, ma anche su cosa deve lavorare, poiché è chiaro che ogni esperienza viene a portare un pezzo in più per noi. Dunque dovremo lavorare in quella direzione, ma anche in funzione di un bilanciamento, anche laddove, nelle direzioni dove appunto ci sono delle carenze. Dunque il tema natale, il quadrato di nascita, è uno strumento straordinario per tutti quelli che hanno un vero interesse nel correggersi e nel progredire, perché, ripeto, una personalità in equilibrio è in grado non solo di compiere e di apportare l'equilibrio dentro di sé e di compiere un percorso di rettificazione eh, reale e completo e che comunque gli frutterà non solo in questa esistenza ma anche in quelle successive e appunto dicevo non solo in questo senso ma anche per predisporsi e prepararsi poi al lavoro magico. Non c'è nulla infatti impossibile a una personalità corretta e corretta significa che è portata di nuovo allo zero, dove lo zero è il punto di connessione fra noi e l'infinito che è Dio. Grazie per avermi ascoltato e per avermi seguito fino a qui. Se avete delle domande potete scrivermi tra i commenti. Io vi saluto, vi abbraccio con affetto e vi aspetto alla prossima condivisione. Un caro saluto dalla vostra Hildegarda.